La prima volta che le persone arrivano nei Colli Iberici di solito rimangono sempre incantate da questo incredibile equilibrio, questa armonia tra la vite, l'olivo e il bosco. Qui si fa vino da più di 2000 anni e da qui inizia il nostro viaggio che ci porterà a conoscere gli uomini e le donne che trascorrono tutti i giorni, ogni giorno, una vita tra le viti. I know it's been a while since we've kissed or even since I've seen you. And once again we went too long without time. Benvenuti nei Colli Iberici. Le caratteristiche di questi terreni calcarei molto drenanti, unite a una piovosità sensibilmente più scarsa rispetto al resto della pianura veneta, hanno fatto sì che nei secoli venisse in qualche modo privilegiata la coltivazione delle uve a bacca nera rispetto a quelle a bacca bianca, e ancora oggi è così. Che cosa coltiviamo qui sui Colli Iberici? Tra le varietà a bacca rossa, oltre all'iconico Thai rosso, abbiamo il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot, il Pinot Nero e il Carmenère. Per quanto riguarda le varietà a bacca bianca, tra le più importanti da citare abbiamo la Garganega, il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il Pinot Bianco, l'incrocio Manzoni Bianco e il Thai. Adesso, per fare una sintesi delle caratteristiche di questi vini, andiamo a incontrare alla sede del consorzio a Lonigo un sommelier molto esperto dei vini di questo territorio. Ciao Claudio! Ciao Giovanni, come stai? Tutto bene quando ti vedo. Benvenuto a Lonigo, grazie per averci raggiunto al quartier generale del consorzio. È sempre un piacere venire qui a Lonigo e al Consorzio Colli Iberici. Sai quanto ci tengo e sai che vicinanza ho con voi. Vieni, vieni. Allora ti ho come sempre preparato qualcosa di interessante da assaggiare, però in cambio ti chiedo di darci una mano a raccontare ai nostri amici che ci seguono da casa quali sono le caratteristiche principali che si possono trovare nei vini prodotti qui sui Colli Iberici, con un occhio di riguardo ovviamente per quanto riguarda i vini rossi. Sarà veramente un piacere. Bene, andiamo a scaldare il cavatappi allora. Grazie. Molti credono che i Colli Iberici abbiano una natura geologica di tipo vulcanico a livello di origine. In realtà i Colli Iberici sono un antico fondale marino che è stato innalzato per decine e centinaia di metri dalle forze incredibili magmatiche che tra i 30 e i 40 milioni di anni fa hanno generato in qualche modo dal punto di vista morfologico gran parte della nostra regione. Questi materiali vulcanici sono riusciti ad affiorare in pochi posti, che sono localizzati sostanzialmente tra Brendola, Sarego, Barbarano e Costozza. Quindi quando parliamo di Colli Iberici parliamo sostanzialmente di sistemi collinari costituiti da calcari sedimentari di origine marina, ricchissimi di fossili. Tu hai tantissimi anni di esperienza di degustazione vini e soprattutto di comparazione tra i prodotti, tra i vini dei Colli Iberici e quelli fatti invece in altre zone molto blasonate. E secondo te esiste un filo rosso
un marcatore sensoriale che accomuna i vini rossi prodotti nei Colli Iberici e che magari viene fuori dopo qualche anno di invecchiamento? Certamente, chiaramente abbiamo delle matrici comuni a tutti i vini rossi e abbiamo delle peculiarità dei singoli vitigni. Qui abbiamo dei Tei Rosso, hanno come caratteristica peculiare, marcante, la nota di agrumi e la nota di lampone, che come frutto segue l'evoluzione del vino e quindi il lampone fresco acerbo nei vini giovani che via via diventa composta di lampone oppure alla fine il lampone macerato sotto spirito. Stesso trend lo ha l'altro marcatore del Thai che è la viola. Poi però passiamo appunto al marcatore che riguarda l'ambiente pedoclimatico dei Colli Iberici, quindi il terreno. Qui abbiamo molta argilla rossa, ferrosa, ricca di fossili, che tradisce l'antica presenza di mari sopra questi terreni. Questa terra rossa dà al vino una nota ferrosa, ematica, che è caratteristica ed è rilevabile anche alla cieca. Il territorio di Vicenza viene spesso abbinato al nome di Andrea Palladio, uno degli architetti più celebri della storia, che assieme ad altri illustri colleghi ha progettato alcune delle ville più suggestive di questo territorio, come Villa da Porto, detta la Favorita, qui a Sarego, opera di Francesco Muttoni dei primi del Settecento. Osservando gli elementi portanti di queste ville troveremo come filo conduttore sempre la presenza della pietra bianca di Vicenza, una pietra che veniva estratta nel passato esclusivamente in una zona nel cuore dei Colli Iberici, tra Zovencedo e San Gottardo. Abbiamo avuto modo negli ultimi tempi di fare diverse esperienze di assaggi dei nostri vini anche dopo un lungo invecchiamento, ma esiste un marcatore sensoriale, un descrittore che emerge in maniera nitida nei nostri vini, nei vini rossi dei Colli Iberici anche dopo molti anni? Esiste. L'esperienza che abbiamo avuto sono di vini che hanno dimostrato una longevità trentennale. E io sono convinto che con la nuova enologia i vini dei Colli Iberici, i vini rossi dei Colli Iberici soprattutto, avranno delle prospettive di longevità ancora superiore. I marcatori evolvono come evolve il vino e come evolve tutto nella natura, quindi la viola diventa passita, diventa caramella di viola, eccetera. La stessa cosa per il lampone, che da frutto acerbo mi diventa composta, mi diventa frutto macerato sotto spirito. Poi è chiaro che c'è un'evoluzione anche sugli altri marcatori e quindi su vini di 30 anni si percepisce entusiasticamente anche una nota di grafite, che è la naturale evoluzione della nota ferrosa, nota ematica che questi territori danno. I Colli Iberici si trovano proprio nel centro della regione Veneto e sono un sistema collinare che talvolta viene confuso per un sistema montuoso. In realtà non è così, perché le altimetrie massime di queste colline non superano i 420 metri. Da che cosa deriva il nome Colli Iberici? Tutto nasce in epoca romana, dall'abitudine che avevano le genti di Vicenza di chiamare le genti che provenivano dal nord, dalle Alpi, Alpes, e definendo invece Berg le persone, le genti che invece provenivano dalle colline a sud di Vicenza, quindi dai Colli Iberici. Sei stato molto esaustivo per quanto riguarda la descrizione dei vini rossi, però facciamo anche dei vini bianchi. Secondo te, indipendentemente dal fatto che parliamo di Garganega, di Chardonnay o di Pinot Bianco, esiste anche per i bianchi dei Iberici un tratto comune, un minimo comune denominatore? Abbiamo una grande insolazione e quindi il frutto è sempre un frutto tropicale maturo. Poi soprattutto una nota di salinità. Dobbiamo ricordare che i terreni sono stati coperti più volte dal mare e il mare ha lasciato oltre ai fossili questo sale che poi emerge, torna nel bicchiere.
Secondo te come è cambiato il modo di fare vini in questo territorio? Ricordi che negli anni 70 facevamo delle cose abbastanza semplici, no? E poi siamo passati nella prima decade del 2000, con la moda della concentrazione dei vini, siamo passati a dei vini corposi e oggi siamo ad una ricerca di un maggiore equilibrio, di una maggiore acidità, di una maggiore bevibilità. Stiamo facendo un ritorno al futuro. La DOC Colli Iberici nasce il 20 settembre 1973. Vogliamo approfittare di questa ricorrenza molto importante per iniziare con voi questo viaggio alla scoperta dei vini che vengono prodotti in questi territori, delle varietà che vengono coltivate e ovviamente dei produttori che con passione ed entusiasmo ogni giorno accudiscono questi vigneti. Ogni giorno una vita tra le viti. I know why I'm alone. Mistakes that I've made, I've burned this home. I pray for a redemption to heal my troubled ways, blinded by perception. Is there no other? Is there no other way? Distant dream